La possibilità di raccontare storie con attenzione, con la giusta lentezza e anche con qualità. Secondo me il giornalismo sportivo, il linguaggio sportivo ha bisogno di questo. Cito una frase che non è mia: l'importante non è arrivare primi nel giornalismo, ma arrivare ultimi. Cioè, se arrivare primi significa bypassare la qualità, qualche volta bypassare anche la verità, la realtà dei fatti, allora c'è qualcosa che non funziona. Allora forse prendersi il giusto tempo per realizzare delle storie, per raccontare delle storie. Attenzione, non parliamo di fiction ovviamente, ma per raccontare bene delle storie sportive o le storie di un tempo e quindi riportarle, come dire, a galla con approfondimenti e con magari anche nozioni nuove. Ricordandoci sempre che lo sport è un fenomeno sociale, politico, economico che non è mai stato neutrale, che se ne dica, e che quindi, come dire, ha una sua valenza non solo dal punto di vista appunto narrativo, ma anche proprio dal punto di vista del racconto, cioè del racconto della nostra società, di quello che siamo stati e di quello che siamo diventati, e lo possiamo scoprire anche attraverso lo sport. Il giornalismo sportivo, il giornalista sportivo deve avere altre competenze oltre a quelle di saper raccontare una partita, e quindi anche la disamina tecnica e tattica, che secondo me è sempre molto importante, anche perché come dire, sottolinea sempre anche un confine di competenze. Però purtroppo lo sport, lo dicevamo anche prima, è un fenomeno sociale, quindi qualche volta cade nel doping, a volte nella cronaca nera, a volte c'è il toto nero, il calcio a scommesse, i bilanci che non sono a posto. Allora un giornalista, per raccontare queste cose, deve avere nozioni, meglio ancora competenze legali, competenze appunto di cronaca nera, competenze appunto anche di economia e di finanza. Questo secondo me rispetto a una volta è una grande differenza, perché una volta magari dove si raccontava solo il sogno, ok, dello sport, del calcio, la sconfitta, la vittoria, oggi invece il giornalista deve fare un passo in più e deve essere padrone anche di termini e di linguaggi che magari prima non servivano. Dico proprio che magari, ecco, prima non servivano, nel senso che purtroppo però lo sport è anche questo, bisogna essere in grado di raccontarlo. È una questione anche di trasparenza e di correttezza. Non si può raccontare solo il sogno quando tutto va a rotoli, bisogna essere capaci anche di inquadrare lo sport nelle sue fragilità.